Su 6 e su 7 de Trifulas, innoche su santuario de Santo Cantino e Sedilo, si curre de Sardia dedicata proprio a Santo Cantino. Questo è un momento particolare per il Sedileso, ma non solo, per tutta la Sardegna. E in più questo evento è stato a conoscere in tutto il mondo. Oggi però questa puntata di Terra Nostra vi sconta da qualcosa di particolare. La prima puntata del 2020 contammo l'eventualità di non biere correre custardia o carno. Seguite questo viaggio con noi. Battistino Mongiti, siamo in un luogo davvero particolare, in un luogo bellissimo, e noi siamo scontati in un luogo. Ma siamo in sa corte di Santo Antino, abbiamo sa corte che è tutto questo spazio libero, aperto, quasi tipo anfiteatro, semi-anfiteatro così. E noi si fa questa festa di Santo Antino, che è notata tutta la Sardegna, ma oltre la Sardegna pure, ormai potremmo andare che ha acquistato pure un livello internazionale, tanto che in occasione di questa festa che è iniziante da ogni parte del luogo. Voi siete preide come siete, ma siete finalmente al Sedileso, dunque conoscete bene l'importanza di questo luogo per il Sedileso, ma di sicuro come a voi oramai la storia del Sedilo, di Sardia, di Santo Cantino si conosce in cada parte del mondo. Con voi si chiediamo condividere questo lato più spirituale, più religioso, di che narrare a essere preide in una comunità di chi tenete una esta goiorte, non solo dal punto di vista proprio della esta, ma vinta la spiritualità che i fatti di questo momento, poi sono Sedileso e poi li chiede bene. Beh, è emozionante a coprire questo ruolo, specialmente poi in vita sua, come appunto io in questo momento. Emozionante, però prendo di tanta responsabilità pure, tanta responsabilità che ha bisogno di mantenere il suo carattere religioso proprio di questa festa, incanto a Dio e non sempre la festa si manifesta tutto l'aspetto religioso, ma talvolta la parte folcloristica quasi che guerrigliare sul luogo, a su questa invece la parte religiosa. Quindi responsabilità, ma una responsabilità che si fa con piacere e con passione, certamente, nonostante le difficoltà, le preoccupazioni che di anno con anno si presentano, però si affronta con passione. Ecco. Tu Froi, si poteva isettare Galo prima di dire questa ardia? Possiamo piegare il tempo e biere commenti sul mese venidore. Forse siamo più a dare da innanti spuro. Non è una cosa che si vuole improvvisare, Sardia. Già di per sé, quando le cose sono tranquille e ben preparate con il suo tempo giusto, tiene sos pericolo suo. Immaginiamo se si deve improvvisare. Qualcuno usa da essere lamentato, ha pensato che noi di giusto a rinunciare a questa occasione. Beh, è naturale che viene di pietà che si debbano lamentare, ma viene d'altro che invece si aspettano questa decisione. Quindi per forza a un certo punto una parte discriminante viene per essere, quindi chiede questa responsabilità di prendere questa decisione dopo che ha valutato tutte le cose più attenta, più precisa per quanto riguarda l'aspetto dell'occasione che si è vivendo in tutto il mondo. Salvatore Pes, grazie per nos aver regolare questa vita tua, tu sei il sindaco, tenesi come si narra in italiano le chiavi della città, no? Però siamo ben in Noche, in questo luogo che è bello, siamo sul santuario di Santo Cantino, per contare qualche cosa di Perù speciale e particolare, che hanno vedo tutto questo che è successo non sa da correre Sardia e dunque sa due in questa ardiese se agguerrande con questa questione probabilmente che sicuramente uno dei temi più importanti che tenete in questa ardiese è proprio questa mancanza di bormenidi.
Beh, prima cosa grazie a voi che se il begno a bidda, non fa piacere, insomma, poi che si stanno di Sant'Antino ancora di Bruso. Ma che piacere a noi ci all'uontare. Grazie veramente. Non so, la fai Sardia, no, si speranza nostra è sempre che Sardia si vezza e che si possa da onorare su santo come abbiamo sempre fatto ogni anno. Per noi sì, Sant'Antino è tutto, è la cosa più importante che teniamo. Posso fare un esempio e scommente con un pizzino l'importanza che tiene su babbo. Su babbo deve crescere su pizzino e da solo in tutto la vita sua finché si accanto da durare. E poi noi Sant'Antino è un babbo e quindi noi da esso vi dobbiamo tanto capo, ogni cosa nos invochiamo a esso e quindi noi sì facciamo il possibile per onorare finché si canno. Che voi ormai Sant'Antino non è solo di Sedilo, Sant'Antino è della Sardegna, del suo mondo, possiamo narrare, di chi è credente ovviamente, ma mi fa piacere aumentare pensa a Soldebono, che sono tanto devoto, se ogni anno in appeano in area a Sant'Antino e questa cosa non fa piacere, se ne stanno a pago invece è una cosa importantissima e questo fa di modo che a barra è sempre su connotto pensa a voce spizzinoso. Ed è veramente... Ma sanno qualche cosa di particolare rispetto a ciò che stiamo scontando? E voi vi sperate il regalo che si possa dare a Sardia? Zero, ma tutto sa idda bigre sempre e speriamo che su vidre, ma soprattutto che le condizioni sanitarie siano a mezzorare come sono in mezzorande, la verità è che in Sudanese non fa Sardia in 2020 quando ognuno o essi andano a si spiaggia intra sozzillerisi e sono pensando da per essere discoteca. Io penso che Sant'Antino è più importante di questa cosa, per noi sì, senz'altro è più importante. E quindi speriamo veramente che questa situazione si risolva bene, come pare che si risolvendo e che si possa fare Sardia e possiamo onorare Sant'Antino. Sia come sindaco ma soprattutto come Sedelesu penso una cosa, che Sardia di Sant'Isidoro su Bindichi del Maio, quando isso in Cresia a Nau chi non si va a Sardia, a me mi scala sul mondo in su, ma come a me mi ha tutto Sedelesu, mai sicuro, abbiamo questionato tanto al Bortas prima e fu di sommi nei prosteri del mondo quando hanno questa paraulas. A tutto su, ma non solo a Sedelesu, che ha tanta gente affezionata a Sardia e a Sant'Antino, praticamente ti lascia questo bodio a intro, come te che siete un lutto. Poi noi esiste un lutto, questo è un lutto umano e non crea non lo so, desolazione, siamo tutti seriosi, tristi, però io penso che i giovani, soprattutto i giovani, sono vicini a caldo, si sono preparando e sono sperando che si possa fare e possiamo onorare il santo come sempre abbiamo fatto. E io penso che Sant'Antino ha di illuminare Pinza da suo idre, sul vescovo e chi deve illuminare poi da poter fare Pinza Soccano. Magari se la fate in maniera diversa, non è si spandela che disegna isso, ma vada altre possibilità. Tipo quale? Che possibilità, che alternative vi possono essere? Poi io non mi permetto di considerare su idre è una cosa che spetta da esso e via, cioè sapete Sant'Antino è organizzata tutto di superiore ed è giusto che sia gas, è una festa religiosa e noi siamo in mano sua, un uomo che decide di su chi deve fare, poi in base al suo registro, a come si scrive, in base al suo fatto che un uomo ha fatto una promessa poso santo e quindi su da zua, che magari cominciano a crescere in sedate, si non da fare in cussano, non da poter fare pruso, ma tante cose che dipendono solo da superiore. Però pode finza da decidere, di ponare, di dare a questa bandiera da quando passavo, di dare finza da suo sindaco, io non so uno andare a casa, però insomma mi carranzo, non ho verità. Può decidere tanta cosa, una bandiera che da fatta a Trosano, magari non si va a questa festa che abbiamo fatto ogni anno, ma questo non interessa a nessuno, l'importante è che ci interessa questa parte religiosa del Vai Sardia e partecipare a Salmissa, che si va, e quindi possibilità di girare nel meta, sia posare di cado che posare di avere. Dunque, non sarà che rinde potete non assegnare una bandera a un'altra persona o chi magari teniada in conca poi su 2020, ma ponare a pedire a questa bandera del Cannucolau, questa prima bandera del Cannucolau della tornare a fare il Cannu
puro, potrebbe Certo. essere una soluzione. Può essere una soluzione, come altre spandelle che hanno fatto su altri anni. Cioè, Però mi pare di comprendere che la soluzione principale e comunque la cosa più importante è che la bandela venga assegnata. po' noi sia. Questo è importante. È importante prodotto saida come segno di speranza, ma voi siete finta a provare a comprendere la gente che sul mondo è storando a vivere. E se la bandela non viene assegnata? Se la bandera non viene assegnata, ovviamente noi non possiamo fare Sardia senza la bandera, non manca questa cosa più importante, Santo Antino. La bandera in cui rappresenta Santo Antino, quindi se non manca il suo simbolo, i terdi possiamo fare. Probabilmente Medasa può non essere usato una calare tutto accaddo e si va a calare il soro, probabilmente di fronte a questa crisi B e poi entra la crisi dopo che sono calato accaddo. Questo può creare problemi all'ordine pubblico puro, di sicurezza ovviamente, ti ha da creare problemi a pensare a me in questo caso. Diversamente, se invece viene assegnata la bandera, a questo punto siamo ancora in tempo, siamo in tempo, ormai sono tanti anni che siamo in mezzo, quindi scriviamo i documenti dobbiamo preparare tutto quanto e si accudi a organizzare questa festa come deve essere organizzata. Pietro Carta, voi siete presidente del Proloco dei Sedi, lo Proloco puro è una parte manna in organizzazione de Sardia, giusto? Beh, l'organizzazione de Sardia non è compito nostro, del Proloco. Tenemos un'associazione, l'Associazione di Santo Antino, che si preoccupa ormai di 20 anni bonus dell'organizzazione in modo particolare civile della festa. Questa associazione nasce tantissimi anni fa ed nasce su sollecitazione pure del suo parroco, del suo padre nostro, che può aiutare in questa manifestazione, può aiutare in modo particolare Sardia e questa festa che si fa in tutto il Sardia. Noi come Proloco diamo una mano azzurra quando possiamo. Sciogliere su voto a Santo Cantino può essere finza per una volta un'area senza pubblico, senza gente, un pubblico limitato. Io, su parere mio personale, è che si dà di prima fare, dobbiamo scommettere sempre con notte e sul modo che diamo con notte, non di poter dare un limite cambiamento. Questo è un tale pensiero mio, un'opinione mia personale, canto che però sicuramente Sardia io dopo Bivia po' tanto 70 anni, dopo che Sardia deve tenere queste caratteristiche, deve essere fatta in questo modo, in questa maniera che sempre diamo con notte. Questa gente è fondamentale. Giambattista Carta, tu sei un cadderi esperto di Sardia de Setilo. Contanos un po' quando hai cominciato, quanto anni tenivi? Beh, io la prima Ardia in Trea, dopo che tenevo 6 anni. E prima quindi ho fatto un anno innanzi ho fatto un canto, piccando un'ebba nostra che portava un altro vizzocco, che io avevo i vizzini, insomma, babbo danno mi di alzata a Sardia. Però questo vizzocco mi ha lasciato un dritto e dopo ho fatto un dritto. Poi se hanno fatto mi ha poi riccato un'altra e dopo ho fatto sul tretto di Ardia, commentisi, stimminde, e te dimmi se usate non ti metti nulla e poi te ne conto che io faccio ogni dia tanto. Che teniamo su bestiame e così si andiamo su bestiame, tanto non vendiamo macchina sul moto, se vuoi andare che io pagare la strada spuro, vuoi andare non andiamo noi. E si andiamo a Caddo, babbo andiamo a Caddo e zio andiamo a Caddo. O accade molente. Però certo quando tu tenivi su Caddo in domo e poi arrivi a Sardia a questo Santo Antino e ti devi rialzare e battere, puoi andare a Sardia e andare a questa tua. Però
andare con un'ebba, insomma, un'ebba manna, fino a essere esperta in no che babbo insomma, non si la sentiva da mi dai a rialzata questo televizio. Sanno dopo però io i suoi schiacca ormai non mi da fare a prusa mi volerare e mi chiedi a bendia. Ah, ecco. Mi chiedi a bendia e tanto volevo andare quando mi cliccare un'altra in noi una ida accanto a Sedilo di un'amica famiglia e mi di alzata sembra sicuramente fu più spaguebba di gudda. Però a Sarde si andava, mi dopo fatta casa poi cominciavo e dando quando si poteva andare si andava sempre, se mancava qualche anno, poi qualche motivo particolare insomma, ma non che ne può brincare mai da sé. Da che ne tengo fatto, insomma, questo lo credo che sei esperto, però io ne ho fatto. Sicuramente l'esperienza la tenete a parte tua, che poi su 2019 si esiste il primo Vandella. Noi abbiamo fatto una vandela. Come ti è andata? E allora, Sardia, come mi dopo preparata io, è stata bene. Zio su che io fai, dopo fatto tutto. In ogni dritto, ho fatto su che portivo in conca del faghere. Ma poi te uno che esprime bandella si la ragiona, si la pensa di prima, come e non io non discorso esattamente come te fagano, io e io. Poi ognuno da fare da modo suo, non esiste di Sardia chiesto uguale prodotto, ogni cadere tiene Sardia sua. E quindi io mi dopo preparata e su che io fai dopo fatto con questa bestia che io fare. Ma potrei ballare, insomma, poi dopo voler fare gasi, tocca a essere su pantallone e su sedazzi e si preparare. O canno forse, sì, con tutto questo particolare, questa sensazione, se gli siamo scontando, viene in manco, che qualcuno ha annunciato che probabilmente Gustardi o canno non ve la corride, cioè tende a pessa. Ha cominciato bene con questa domanda, non è forse sì. Forse sì. Quindi si è partita a Zaico su è giusto. Secondo me è visto un auto troppo prima di io, che non si poteva fare. Queste cose cambiano. E se queste cose cambiano, se questa situazione cambia tutto in mezzo, poi te non si può fare. In vita siamo 2000 persone, spago Bruso. Sono manifestazioni religiose all'aperto, consentini a OE la presenza di 1000 persone. Poi assurdo, 1000 dei dai no che non calano. Quindi si proprio che rimmoso vonne questo vincolo si strinto, se noi dal vaimmo e che siamo sedi le sue via, te proprio ma bada si vuole fare, ma andiamo un po' assurdo. Siccome questa cosa è troppo prima dia, può da narrare, magari sa die si vuole fare. Se è vero che a bello sono tornando a perdere da tutto, e poi tai no che non si vuole da perdere. Sullo scaddo lo si dispreparando. Sì. Zeo e io. E non zeo e via, E beh, che io speranza da dentro sempre comunque. E siccome te dentro speranza non posso arrivare a dire che magari ti narra, da poter fare tu non sei pronto. No. Se mi preparo. Poi, se non si fa, non è che capo vogliamo la preparazione. Capo io, posso fare Santo Antino, la preparazione la faccio comunque. In a me mi barra. Magari so esatto non si dà gode in questa preparazione mia, ma a me mi barra di tutto. Salvatore Angelo manca. Alla che rimoso contare questa custardia, pensa sa come non sana nauca da uno insomma su chi pessa da su chi vi può succedere o canno poi si siete amministratore di questa vita ha derbido tutta l'organizzazione e sappresse chi tiene su setilesu de così a Rasesta de Santo Cantino finza sa o canno che storicamente è capitando qualche cosa che si vede a beru pagare bortas a sa vita bortas non si vede la vita di una persona una cosa che hai e come te la lo siete vivinte voi questo momento?
ci stiamo questionando sul fatto che Sardia non sa da poter fare, o forse sa da fare, non dico, non penso che si possa pensare per innanzi in meta a te si fa e te non si fa, e se in caso è capitata una cosa. È una cosa che voi se siete lei sul bivene non va che se do. Non scanno dai di tutti la stessa maniera a Sardia, no? È una cosa meta, ma meta individuale. E se individuale finché posso scanare a caddo. Che scanano a caddo pure, andano ognuno un po' conto su. Che poi se entra da Sardia a bappa da rugo da gente che sono amici o tra parentesi nemici o della spandella, è un altro discorso. Sul rugo si formano, ma sul fatto a Sardia, secondo me, perché non posso sempre comprendere zero, si è andata solo. Uno sa dire come te andava, uno cosa non fare, andavo io sentendo suonare questa campana, stesso accaddo e a toppa parse gresia. E questo è tutto, perché noi spuro che non andiamo a caddo, penso che abitiamo tutti in maniera differente. Chi è metà gente che ormai da lì commette una cosa troppo pericolosa e ti mette per viso, per parenti, per amici, e si binara scomo, ma io che non sa da fare, un anno tranquillo di rispondere. E basta gente invece che di intendere e da chiedere e si domanda se cosa deve fare. Tinara diglia, Sardia si deve fare sempre, non si può tornare a su 43, Sardia si deve fare sempre, però con attenzione, con suo rispetto, mai stabiliscono dalla sanfare. Sono tutte queste cose che pensa di morire di andare contro la legge, che comunque ormai sono queste norme che ti impongono un certo comportamento. Sardia la conoscono in meta, la conoscono per narrare in meta parte del suo mondo, non la conoscono in Sardegna. Però proviamolo a contare perché non vi la mai vista, perché non vi la conoscete. Vabbè, evitiamo di contare tutti i preparativi che vi sono prima, che aumentiamo noi, che tocca da devo preparare voi, se tocca da preparare i scatto, dello mangiare prima, se non è uno che dovresti tocca da piegare confidenza con questo caldo, dell'abituare al suo luogo, ma con l'auso tutta questa fase di preparazione arriva da Sadie de Sardia. E con Sadie, ammettiamolo che sono due Sardia, una che si corre da Sero e l'altra che si corre da Sincramanzano, sono finza per questo motivo due Sardia diverse, c'è una differenza a correre da Sero a correre da Manzano, però questo percorso lo tenete solo in noce. Questo momento che bocca che da cattare prima di tutto la prima tappa il suo fronte in mano in cui borfrimate sposa prima benedizione prima non si vede che andava a spandella si usa la data del suo fronte in mano poi si cala e quando si prima del suo fronte torna a fare un'altra benedizione poi si vede su fronticheddo in cui vabbè su una emozione totale esprima zira poi quando arriva su fronticheddo tanto pensa spruso a su chi deve fare quindi un pago di che ti canta un pago finza su sa di morire finza si usa per sempre che comunque sia non si scorre in Parisi e si di morire per sempre chi è una canottima secondo me non è verità, voi non lo so, ognuno ischide isso. La cosa di morire da dentro sempre, se sempre da andare, ma... Però vinza sa questa timoria che è parte di questo momento di corsa, vinza sa che come Arnaudo è in cui forse si spessante che lo deprusa su chi deve pesare, vinza che deve si settare su un momento adatto che non conosca, se solo la prima pandela conosca. Certo. Che è stesso chi decide e dà dei segnali che sa da accordare questo suo, può muovere. Certo. E poi in quasi che entra da si cala di su fronticheddo e si entra da si entra di Sarco. Si entra di Sarco e in questo è su per l'estro di Sardia andiamo i due scaddo su massimo. Niente, poi si viga di sostremme e si arriva a Sagresia. E in sicuro di Sagresia verso prima primata? Sì, così primata e poi dopo un'iscuta parte in Sozero di Gresia
se ne fa di chi a 7, poi dipende da prima mandela, questo li decide disso, e poi si dovrà calare a Samuredda. Sischi di chi può correre sardia, bighere s'animo. L'inarangai sorse di lesoso, a cussa orza che i serbiti può affrontare sa corsa, sos pericoloso, s'emozione, sa vita. Non può nuda essere su un umane maschile de anima, che non conta da sa carena, ma su chi te ne sa intro. Ed è no che arriva da sa curio nostro, chi non manca mai, s'animo, chi serve di può peleare tutto sa sardiasa, chi sa vita nos ha presentato occanno, e chi santu cantino nos assistada.